L'appetito vien mangiando anche quando si è lassù dopo averle vinte tutte. Obiettivo doppia cifra. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale Cus Palermo Primavera Marsala, 10ª giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano. Senza mai fermarsi, il Cus non ha conosciuto ancora le parole pareggio o sconfitta. 27 punti conquistati su 27, non ha anche subito nulla nelle ultime due, si punta al 10° successo e l'avversario di oggi è agevole perché la Primavera Marsala è al penultimo posto, ne ha vinta soltanto una, ma alla 4ª giornata, male in trasferta, 6 sconfitte di fila nell'ultimo periodo. Le due formazioni, Cus Palermo con il completo nero, con la fascia giallorossa nel petto, 4-2-3-1 per Davide Adeola che gestisce i suoi oggi dalla panchina, Lo Galbo in porta, Palma, Aiello, Colombo e Tripoli da destra verso sinistra in difesa, centrocampo Teresi e Chiarello, Fontana, Vitale e Messina alle spalle dell'unica puntaruvolo. Primavera Marsala invece in maglia azzurra e pantaloncini bianchi con il 3-5-2 di Matteo Gerardi. Groppo in porta, Castiglione, Pipitone e Lentini in difesa, centrocampo Giannone, Cremi, Di Girolamo, Gerardi e Taborre. La coppia d'attacco è formata da Domingo e Marino. L'arbitro della partita è Niccolò Stupia di Palermo. Tanti indisponibili in casa Primavera Marsala, tutti con l'influenza praticamente. Oggi al Santo Canale la squadra trapanese si è presentata in 12 uomini, quindi i titolari più la riserva di Maggio. Tutti comodi, è iniziato il match con il Cus Palermo che recupera il pallone. L'arbitro ferma tutto con la punizione già battuta. Pioggia oggi a Palermo, leggera ma sempre fastidiosa. Pallone che capita al limite, il tiro respinto, pallone in calcio d'angolo, ci ha provato Chiarello. Gara a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto sportivo. Non è presente una tribuna, non è più presente, anzi pallone in mezzo, si cerca il colpo di testa, pallone alla fine recuperato dal Cus Palermo per il cross in fascia, colpo di testa leggero, il pallone arriva dall'altro lato, il passaggio sulla tre quarti per Messina, c'è la conclusione da fuori, Groppo, in due tempi sul tiro da parte di Vitali. Gara a porte chiuse sì, anche se qualche genitore, soprattutto proveniente da Marsala, quindi al seguito della Primavera, guarda la partita fuori dal campo. Pallone in mezzo, tiro raso a terra, respinto dopo la conclusione di Ruvolo. La disponibilità per guardare la partita e dietro la porta in questo momento difesa da Lo Galbo, quindi alla nostra destra, oppure in modo più abusivo per chi vuole dall'altro lato del campo.
salendo su qualche cancello. Gira il pallone la Primavera Marsala, si cerca di andare dall'altro lato, ma il Cus a recuperare. Sulla carta questa dovrebbe essere una gara senza storia. Cus Palermo che è primo a 27 punti, distanza considerevole dal Gonzaga secondo, Primavera invece penultima. Si aggiunge anche il vento alla pioggia. Pallone basso preso da Groppo. Aiello. Pallone per Colombo, dietro a Logalbo. Cus Palermo che nello scorso match ha battuto in trasferta il Calcio Sicilia 2-0. Calcio Sicilia che a Palermo una delle scuole calcio più affermate. Quindi un successo di prestigio per la squadra di Adeola. Chiarello scambia con Messina sulla tre quarti, poi Ruvolo cerca di controllarla, ma non ce la fa. Nuovo cross sul secondo palo, l'aggancio di Messina e il tiro alla fine bloccato per il calcio d'angolo. Formato sul più bello Messina. Parte il pallone verso il secondo palo, non lo va a prendere nessuno, poi cerca di uscire la Primavera Marsala. Perde il possesso Palma, non ha nessuna possibilità di avanzare lungo quella fascia. La butta in avanti Domingo, alla fine il colpo di testa è di Aiello verso Logalbo. Pioggia a Palermo che sta arrivando per tutto il weekend. Non è pesante, però rimane lungo il corso delle giornate. Tentativo ribattuto. Nel frattempo si va dall'altro lato con il Cus che cerca di saltare l'uomo. Subito cross verso il secondo palo, l'opzione più usata. Poi la conclusione da fuori. Il vantaggio del Cus Palermo con Chiarello. 1-0 per la squadra di Adeola. Dalla distanza il gol di Chiarello.
Partita che dunque si è sbloccata con la rete segnata da Chiarello. Tiro da fuori verso l'angolino più lontano. Non era un pallone veloce. A ogni modo imprendibile per Groppo. Teresi, serie di scambi, sempre nella zona della lunetta. Chiarello. Adesso Teresi, il vice capitano dei giallorossoneri. Col pallone che però si è spento fuori. Colpo di testa. Adesso il servizio per il solito Chiarello, schierato come interno di centrocampo, ma in grado di tirare fuori i colpi da quella zona. Non è stata la prima volta quella di oggi, perché diversi gol ne ha collezionati nel corso di questa stagione. Sale Tripoli. Poi Chiarello perde il possesso. Non la mantiene in campo secondo l'arbitro qui Aiello. Teresi. Colombo. Lancio lungo, c'è l'aggancio di Chiarello, forse un controllo con il braccio. Così continua. Tripoli. Era intenzionato alle cross, poi ha preferito ripartire. (5-3-2) per la Primavera Marsala in fase di non possesso. È ovvio che si cerca di salvare il salvabile. Già dai primi minuti. L'anticipo di Messina. Adesso Teresi dall'altro lato per Palma. Per la conclusione da fuori alta di Teresi, non di rilievo sicuramente. Pallone girato da Aiello. Messina ritorna dal proprio centrale
Colpo di testa provato da Domingo. Alla fine si va da Teresi. Nuovo cambio con il controllo di Messina al limite. Chiarello calcia deviazione, pallone che finisce fuori, calcio d'angolo. Parte la battuta rovesciata provata da Messina. Pallone regalato, va a prendere Ruvolo, lascia lì verso Tripoli, Ruvolo lo conserva ma per gli avversari. Alla fine Aiello lancia in profondità, ma trovando Groppo. Un po' di fretta nel girare il pallone, reclamata dalla panchina della Primavera. Viene chiesta calma per girare questo pallone. Sbagliato il passaggio però da parte di Crimi. C'è il fuorigioco fischiato al Cus subito dopo. Grande cambio a cercare la profondità. Il pallone che però è finito su Logalbo. Marsala che sta vivendo un periodo abbastanza difficile a livello calcistico, a livello di prima squadra. Marsala che naviga in promozione nel girone A, ma è ultimo in classifica a -1 punti. Rischia tra l'altro il secondo punto di penalizzazione perché l'allenatore dell'anno scorso non è stato pagato regolarmente. Ovviamente stiamo parlando di un'altra squadra, la squadra principale di Marsala, perché la Primavera oggi in campo qui con l'Under 17 milita in prima categoria, sempre nel girone A, quindi avendo a che fare con squadre del Palermitano e del Trapanese. Però quando si pensa a Marsala si pensano sicuramente grandi periodi della Serie D, della C2, della C1, periodi che con l'attuale gestione non possono esserci. Ci sono state anche le dimissioni del presidente Enzo Domingo in seguito alla sconfitta contro l'Alba Alcamo per 6-1, sempre parlando del campionato di promozione. La rinuncia alla trasferta di Castelvetrano è stato un altro segnale, è questo che ha dato il -1 in classifica.
insomma non una situazione abbastanza facile. Nel frattempo però società come la Primavera Marsala, ma anche per esempio la Galactic Academy in terza categoria, stanno cercando di risollevare l'entusiasmo. Certo, ci vorrà del tempo, è sempre comunque difficile perché il Marsala è il Marsala. Pensare che nella stagione 19-20 ci fu una Marsala Palermo finito 0-1 con una grandissima cornice di pubblico. Fu l'esordio assoluto della Palermo tra i dilettanti al Nino Lombardo Angotta, stadio che tra l'altro non si usa attualmente per le partite di Marsala e Primavera Marsala, perché la squadra di Gerardi gioca a Strasatti, alla Didia. Nel frattempo Ruvolo, non c'è il tiro subito, Groppo respinge, pallone spazzato via, ma il portiere della Primavera Marsala si è fatto male in questa circostanza. Occhio perché è l'unico disponibile. Arriva la classica acqua nel cercare di risolvere la situazione. Invece la prima squadra del CUS Palermo naviga in eccellenza, ormai una realtà consolidata. Pensare che l'anno scorso ci fu la retrocessione, l'estate il ripescaggio, però anche in questo caso non si vive un bellissimo momento di classifica con la vittoria che manca da un po'. In zona playout il CUS in eccellenza. Tra l'altro ci sarà un testacoda questo weekend in casa dell'Acragas nella giornata di domani alle ore 14:30, quindi una trasferta difficile, una partita difficile contro una squadra che fino adesso non ha mai perso e che punta alla promozione in Serie D. Fuori gioco. Questo che si è abbassato leggermente verso la proiezione offensiva, quindi ha lasciato un po' di spazi dietro. Sbagliato quel passaggio verso Messina. Adesso Tripoli si affida a Lo Galbo. Serie di batti e ribatti, alla fine il pallone finisce fuori. Arbitro che risparmia il cartellino giallo.
Cus riprende con il proprio gioco. Cerca il passaggio. Domingo. Nuovo traversone. Pallone che va dall'altra parte. Messina a conquistare la rimessa laterale. Apprezza la panchina della Primavera Marsala per questa serie di contrasti. Teresi, una sorta di imbucata, poi la difesa della Primavera non si intende, non è spazzato sì nel fallo laterale, ma c'era il dubbio con Gropp che è uscito tentennato. Insomma, i soliti problemi di comunicazione nel calcio in fase difensiva. C'è però dell'attenzione della Primavera Marsala per capire se durerà per tutti i 90 minuti. Teresi, il pallone arriva nella zona di Fontana. Ennesima rimessa conquistata dal Cus Palermo, poi nessun controllo da parte di Chiarello. Fallo. Quello di Teresi. E punizione. Sale la Primavera Marsala. Vicino alla bandierina, pressione di Tripoli. Si tocca la bandierina anche con il pallone. Pallone messo fuori. Rimessa concessa alla squadra di casa. Aiello, occhio al rischio, poi il tiro fuori. Che occasione per la Primavera Marsala. Davanti la porta, oltre la traversa. Calcio d'angolo, pallone in mezzo, colpo di testa, il pareggio della Primavera Marsala su calcio d'angolo dopo l'occasione che ha avuto Domingo. 1-1 a sorpresa. Pareggio inaspettato da parte della squadra ospite. Il colpo di testa da parte di Castiglione. E quindi 1-1. Questo che di conseguenza aumenta l'intensità. Squadra che sicuramente non si aspettava il pareggio da parte degli avversari. Anche in questo caso c'è stato un problema di comunicazione. Prima Groppo in qualche modo se l'è cavata, Lo Galbo no. Dall'occasione di Domingo poi è nata l'azione del gol con il calcio d'angolo e il colpo di testa
di Castiglione. Lancio profondo, si va a trovare Messina, entra al limite, poi la lascia scorrere. Chiarello per il calcio d'angolo. Parte la battuta di Chiarello, colpo di testa in mischia, ci aveva provato Messina, poi il tiro di Ruvolo, Groppo e la conclusione sotto porta da parte di Aiello. Cus Palermo che si riporta in vantaggio. Le gol di Aiello, che oggi compone con Colombo una coppia di difensori centrali inedita. Cus che ha risolto un po' la situazione. Adesso da capire l'atteggiamento della Primavera Marsala, perché a parte lo svantaggio c'è stato un gol che può sempre dare fiducia a prescindere. Si capisce che in un certo modo si può fare effettivamente. Nel frattempo iniziano ad arrivare di Palermo e Canicattì. Occhio alla conclusione da fuori con la parata di Logalgo. Dicevamo, iniziano ad arrivare di Palermo e Canicattì perché si affronteranno alle ore 17, gara valida sempre per la 10ª giornata, ma del girone B del campionato Under 17 siciliano, partita che vi proporremo sempre in diretta dal Santo Canale. Avanza la Primavera Marsala, opportunità, pallone messo in mezzo con il tiro subito respinto. A conclusione di Marino. Ruvolo, il passaggio di Tripoli non funziona. Aiello non la prende, allora avanza la Primavera Marsala, il tiro di Marino, alto. La triangolazione in fascia, avanza il Cus Palermo. Pallone sulla tre quarti, pallone spazzato immediatamente. Ruvolo anticipato. Tripoli, Ruvolo, Chiarello. E Tripoli cambia idea. Arriva Teresi. Il tacco di Chiarello. Pallone messo fuori.
Chiarello alza di testa 2 volte. Entrambe le squadre si contendono il possesso. Personalità cerca di proporre la primavera Marsala. Crimi gira tutto, pallone sul fondo però, nessuna profondità, attaccata da Domingo, è stato dietro. Il lancio lungo di Pipitone, diagonale con Ruvolo che sale, la prende contro Groppo che respinge il tentativo di Ruvolo. Nuova occasione per il Cus, anche se troppo sul portiere. Chiarello, Tripoli in verticale, il pallone passa. Vitale allarga dalle parti di Palma, sale un po'. Messina, traversone respinto in calcio d'angolo. Calcio d'angolo alla fine battuto corto. Con il sinistro il palo colpito dalla distanza da Fontana. Poi altro tiro al volo, stavolta di Colombo. Legno del Cus Palermo. Era un tiro abbastanza fitto. Domingo sale, cerca di allungarsela, palla al piede, poi deve fare i conti con la difesa del Cus. Sale Tripoli, Chiarello scambia con Messina, si inserisce Ruvolo, esce Groppo in scivolata, pallone pericoloso che resta nella zona del limite dell'area. Sempre lanciato Messina, c'è Ruvolo in mezzo, la respinta nel calcio d'angolo. Battuta corta,
si segue il movimento, cross in mezzo, aiello di testa, finisce alta. Poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo. Conclusione che finisce fuori. Sta venendo fuori un bel gol con Vitali. Una serie di scambi rapidi. Intanto Messina ha qualche dubbio nel venire a pressare gli avversari in fase di impostazione. Si continua a giocare nonostante Domingo a terra. Si cambia tutto, ma il pallone finisce fuori. Altro dialogo con l'arbitro e Messina. Che hanno parlato. Crimi in profondità verso Domingo, esce lo Galbo. Tanto cartolino giallo. Ammonito Palma. Giocatore a terra, si continua anche in questo caso. C'è il tiro di Messina. Gol del 3-1. Arbitro che adesso ferma il gioco.
Gol annullato. Con il Cus Palermo che ritorna a far girare il pallone. Sale Tripoli, imbucata verso Messina, esce Groppo, anticipato, pallone ancora vivo, c'è il tocco di Messina, pallone che non varca la linea di porta. Ci è mancato veramente pochissimo. Insiste il Cus, Chiarello in mezzo, fuori gioco. Messina in quella circostanza giustamente doveva toccarla piano per mantenerla in campo e allo stesso tempo voler segnare, solo che il fattore precisione è venuto meno, ma è difficile anche centrare la porta dopo una situazione del genere, avendo la linea di fondo accanto. Ancora Messina che si vuole riscattare, calcia da fuori, pallone sul fondo. Nel lancio di Castiglione, Crimi, l'alzata a cercare Marino, colpo di testa dietro di Aiello, si ritorna da Lo Galbo, entrati nel tempo di recupero, ma c'è il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo 2-1 per il Cus Palermo sulla Primavera Marsala, il vantaggio di Chiarello, poi il pareggio di Castiglione. È l'unica occasione concessa alla Primavera Marsala, poi Aiello non ha fatto passare molto tempo prima di segnare. Primavera Marsala che ha preso un po' di coraggio dopo aver segnato, a prescindere dallo svantaggio che si è verificato nuovamente con la squadra di Gerardi, che aveva segnato approfittando di un errore in fase di impostazione da parte del Cus. Domingo ha avuto un'occasione davanti alla porta, ma ha calciato alto. C'era stata comunque una deviazione sul calcio d'angolo, il colpo di testa di Castiglione. C'è una discussione. Capannello con l'arbitro a parlare con i due allenatori, prima con Adeola lato Cus, adesso nello specifico con Gerardi lato Primavera Marsala. Noi ci prendiamo una pausa prima di rientrare in diretta, meno di 10 minuti per la ripresa di Cus Palermo Primavera Marsala Under 17. Partita fondamentale quella che si gioca al centro universitario sportivo di Palermo, di fronte al Cus Palermo di mister Stefano Colombo e il Marineo guidato da Angelo Tomasello. Dopo alcune vicissitudini societarie la squadra è tornata anche a vincere sul campo. La gara si gioca sotto a un cielo che minaccia pioggia, con il primo tentativo dopo 3 giri di lancette e un calcio di punizione per la formazione ospite. Sul pallone si porta, neanche a dirlo, Ciccio Maggio con la sua proverbiale rincorsa, la conclusione di destro che si spegne però sul fondo. Settimo minuto, con ancora il Marineo che attacca sulla fascia di destra
con la palla che da Leone arriva nel cuore dell'area di rigore, arriva Sanyong che calcia col destro, impegna Carnevale, subito si apre un duello che durerà per tutta la partita, insiste la squadra in tenuta nera col pallone che arriva ancora in area di rigore verso Sanyong, ancora una volta Carnevale si oppone e nega il gol del vantaggio alla squadra ospite che attacca a testa bassa. Ancora sul versante di destra, questa volta con Mondino, accelera l'ex della Don Carlo Misilmeri che poi prova a stringere col sinistro sul primo palo, pallone sul fondo. Primo attacco da parte del Cus, subito pericoloso perché c'è un calcio di rigore, tocco di mano abbastanza maldestro da parte di Maggio, tiro da 11 metri per il Cus Palermo, dal dischetto va Alioto, la concentrazione del centrocampista che si fa neutralizzare il pallone dal specialista dei tiri dai 11 metri, ovvero sia Lamin Sisei. E allora, come dice la più crudele legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, cross da sinistra e gol da parte di Sainei Sanyong che con la zampata anticipa i difensori, batte l'estremo difensore Carnevale e porta in vantaggio meritatamente l'Oratorio Marineo. Minuto numero 20, si sblocca la gara del Cus Palermo che attacca adesso con la formazione di casa con Cubi che mette al centro il pallone, colpo di testa sopra la traversa, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo, ma insiste ancora il Cus al minuto 28 con questa giocata per vie centrali, lo scambio che favorisce Sheriff, la parata sul primo palo, ancora attento Sisei. Poi veniamo ancora alla chiusura del primo tempo senza particolari emozioni questi ultimi minuti della prima frazione, si va negli spogliatoi con il Marineo in vantaggio per una rete a 0 e subito la squadra ospite che deve difendersi da questa conclusione di Fofana in avvio di ripresa al 13esimo, la parata in due tempi da parte di Lamin Sisei, poi minuto 65 ancora un calcio di punizione per la squadra di Tomasello, va ancora una volta Ciccio Maggio sul punto di battuta, i soliti passettini, la palla che scende questa volta troppo tardi rispetto alle speranze del capitano del Marineo, Marineo che poi va in contropiede, minuto 67, l'avanzata, poi il tocco ancora per Sainei Sanyong e il gol del 2-0 da parte dell'Oratorio Marineo che raddoppia a metà ripresa, gol pesantissimo nell'economia della partita che spezza le gambe a un Cus che però ci proverà fino alla fine, minuto 82, qui prova a respingere la difesa del Marineo, poi c'è questa sponda per Fofana, conclusione potentissima che però si perde sopra la traversa, poi al minuto 87 ancora i padroni di casa che ci provano con il Marineo che ormai tutto proteso all'indietro, ancora una giocata con la conclusione di mancina da parte di Scozzari, sfiora la traversa il giovane del Cus Palermo che poi continua ad attaccare con la palla che viene respinta, poi riesce ad arrivare Nuccio, ma tocca malissimo. Da pochi passi poteva essere il gol che riapriva la partita, e invece è soltanto la rete che chiude le ostilità. 0-2, vince l'Oratorio Marineo, seconda vittoria consecutiva per gli ospiti. Amici sportivi appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisini, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri di Palermo, pronti per assistere alla sfida tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria, recupero della settima giornata del girone B del campionato regionale allievi Under 17. La palla per Ribaudo che riesce a girarsi, evita l'intervento dell'avversario, ancora Ribaudo, va al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori col primo tentativo da parte della Fortitudo. È un 3-4-1-2 quasi per Di Fresco, intanto la battuta proprio di Tantillo, colpo di testa che non arriva, poi Mistretta, la palla rimane lì, conclusione salvata sulla linea, poi Scrimenti non riesce a ribadire e palla gol clamorosa nonché ripetuta per la Fincantieri, si salva la Fortitudo che spinge con Ribaudo, Catanzaro sulle sue tracce, poi altra palla recuperata sempre dal numero 10 che mette al centro la Rosa, la respinta da parte di Presti Giacomo, opportunità ghiotta qui per la Fortitudo e la battuta da parte di Rotolo in qualche modo tocca Catanzaro, poi la palla rimane lì, attenzione a Ribaudo, fermato, poi Liga con il tiro, deviato, può arrivare Flamia ma c'è la chiusura da parte di Gaziano e questo è come un gol. Rimessa lunga, Scrimenti la gioca in avanti, Flamia controlla in qualche modo sulla pressione di Viviano e per l'arbitro basta così. Erano 2 i minuti di recupero, in ogni caso è 0-0
andare alla battuta lunga verso l'area di rigore della Fortitudo, l'uscita in qualche modo, poi Scrimenti, palla che diventa buona, Viviano, rovesciata sopra la traversa, ha cercato il gol con gli effetti speciali. La battuta di Marino non è granché, colpo di testa da parte di Liga, può arrivare Ribaudo in posizione regolare, Ribaudo, tentativo ribattuto per Ribaudo, la gioca accanto per la Rosa, salvataggio straordinario di Lo Bianco e palla in fallo laterale, è andata ad un passo dal vantaggio la Fortitudo, ma clamoroso errore di La Rosa. In realtà soltanto un difensore centrale sale all'interno dell'area, si tratta di Marino. La battuta verso l'area di rigore, proprio Marino di testa, non riesce ad indirizzare verso la porta. Subentra Rotolo che va a lungo alla ricerca di Bartolone. Bartolone con questo pallonetto, Furaforte arriva e non riesce a inquadrare la porta. Subito una palla gol enorme per il ragazzo entrato un minuto fa. I giocatori della Fincantieri che volevano un fuorigioco. Qui Liga contro Viviano, si gioca Viviano, ingresso in area, il tocco per Cilio che sterza, Cilio al tiro, la palla bloccata da Morvillo. Cilio cerca Fazio, non lo trova, allora prova a ripartire alla Fortitudo con il tocco sbagliato di D'Amico. Viviano, palla sul destro, ci prova, palla fuori. Lannino, c'è lo scontro che però favorisce la Fincantieri. Tantillo, scambio in aria, Tantillo, la palla che rimane lì e poi esce sulla scorta da parte di Morvillo, occasione potenziale. La chiusura di Leonardo, si gioca, attenzione alla ripartenza della Fortitudo, bravissimo a chiudere Marino e per l'arbitro può bastare così, finisce 0-0 il recupero della settima giornata tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria.
Secondo tempo di Cus Palermo Primavera Marsala è la 10ª giornata del girone A del campionato Under 17 siciliano. 2-1 dopo i primi 45 minuti, il vantaggio di Chiarello, poi il pareggio di Castiglione. Aiello ha riportato avanti la squadra di casa. C'è stato un cambio nella Primavera Marsala con l'ingresso di Di Maggio. Andiamo a fare un recap delle due formazioni. Il Cus Palermo in tenuta nera con Lo Galbo in porta, 4-2-3-1 in mezzo al campo con Palma, Aiello, Colombo e Tripoli in difesa, Teresi e Chiarello davanti la difesa, Fontana, Vitale, Messina dietro l'unica punta Ruvolo, 3-5-2 invece per la Primavera Marsala. L'11 iniziale è stato quello composto da Groppo in porta, poi Castiglione, Pipitone e Lentini in difesa, Giannone, Crimi, Di Girolamo, Gerardi e Taborre a centrocampo. In attacco la coppia formata da Domingo e Marino. Domingo che ha sbagliato un gol praticamente a porta vuota. In quella circostanza però ci fu la deviazione che ha portato all'angolo. Da quel calcio d'angolo il colpo di testa in mezzo all'area di Castiglione che ne è valso il momentaneo 1-1. La Primavera Marsala ha trovato un po' di fiducia nel ritmo proposto in campo dopo quel gol, a prescindere dallo svantaggio che poi si è verificato nuovamente, però si è visto più carattere, dato che alla vigilia questa sfida si considerava già scritta, date le diverse posizioni di differenza tra le due squadre. Cus primo a punteggio pieno, Primavera penultima. Avanti il Cus Palermo con questo cross attraverso tutta l'area di rigore, impossibile da prendere per Vitale. Niente da fare per Fontana, poi Palma allarga per Vitale. Lancio profondo di Teresi, l'aggancio di Fontana, propone in mezzo, non c'è nessuno però, che va a calciare verso la porta difesa da Groppo. Riparte la Primavera Marsala, Marino 2 contro 5 praticamente, non passa Marino. E risponde il Cus provando a mettere la stessa intensità, calcia da fuori Vitale. C'è stato anche un palo colpito dal Cus Palermo con Fontana. Eravamo già sul 2-1 ed è stato ammonito Palma. Due cambi per il Cus Palermo. Esce Palma, entra Piazzese. È entrato anche Doncor. Vitale, servizio dietro per Fontana, cross a far girare il pallone, perde il possesso Di Maggio,
Pallone proposto dentro, il tentativo di Chiarello, subito ribattuto. Continua il Cus, pallone ribattuto dopo il tentativo di Teresi. Ancora Di Maggio in difficoltà. Sale il nuovo entrato Piazzese, poi il tiro in porta. E il gol del 3-1. Arrivato con Messina. Ha cercato tanto il gol nel primo tempo, adesso può sicuramente sorridere di più. 3-1 dunque. Salaiello direttamente dalla difesa. Lo scambio con Vitale, pallone ancora di Aiello. Fontana propone, secondo palo l'arrivo di Messina. Leggermente in controbalzo questo pallone. Occhio alla pressione altissima del Cus. Pallone in mezzo. Si propone ancora verso l'esterno. Fontana. Passaggio raso a terra. Conclusione che arriva da parte di Vitale, però è bloccato, facendo leggere in anticipo la traiettoria agli avversari. Occhio qui all'attacco della Primavera Marsala nelle zone molto pericolose del campo. Il gioco però scorre sempre sulle fasce. Piazzese, c'è il tiro e la rete del 4-1 dalla panchina. Il gol di Piazzese. Aveva vinto il rimpallo Crimi. Niente da fare però, anche in questo caso con Chiarello che cade giù. Si è preso però il calcio di punizione. Donker. Cross dentro, colpo di testa. Troppo. Sempre Piazzese a provarci. Gestione di Castiglione non molto sicura. Pallone allargato verso Giannone che non riesce a prenderla. Lancio di Teresi. E ancora sul pallone. Pallone in profondità. Piazzese. Finta. Non calcia. Arriva Messina. Pallone girato tra i vari giocatori. Alla fine a concludere ci va Piazzese. Soltanto sull'esterno della rete. Perso tempo il Cus Palermo.
Gli scambi della Cus Palermo tutti di prima, pallone dietro, Piazzese può calciare, raso terra però. Giannone tocco con il braccio. Più spensierato il Cus Palermo, dati i 3 gol di vantaggio, però ha messo quelle forze fresche che gli consentono di giocare in velocità, come in questo caso con Donker che crossa in mezzo, pallone all'interno dell'area, Piazzese tira in maniera forzata, sinistro vincente di Fontana, c'è il gol del 5-1. Ancora Piazzese verso Chiarello, imbucata a cercare Fontana, l'autore del quinto gol. Marcatori tutti diversi, quelli del Cus Palermo, Chiarello, Aiello, Messina, Piazzese, questo dalla panchina, e Fontana. Castiglione per il momentaneo 1-1. Altri 2 cambi pronti. Esce Messina. Entra Ruffino. È uscito anche Chiarello, al suo posto Giambrone. Ancora Piazzese, la scivolata ottima da parte di Castiglione. Teresi, Fontana, un po' bloccato, allora la passa dietro Marino, c'è però l'arrivo del Cus Palermo che ancora con Piazzese va avanti, cross in mezzo a cercare la testa dell'altissimo Ruffino, poi un po' di difficoltà per Giannone. Donker, cross dentro, ha sfiorato di testa Ruffino, niente da fare per Piazzese, chiuso da Di Maggio, calcio d'angolo. Pallone in mezzo, Ruffino di testa, stavolta più lontano, sempre sul fondo.
Vitale se la deve vedere però con la difesa Noia azzurra. Ancora un'altra sponda. Vitale. Fontana chiuso da Castiglione, pallone che rimbalza su di lui. Teresi, un po' bloccato Giambrone. Il pallone con il tentativo di Fontana, altro calcio d'angolo. Parte il cross, tentativo di tacco. Teresi attaccato. Partita che ormai va avanti così da minuti. Sale libero Piazzese, poi la allarga da Fontana, pallone al limite, c'è il piazzato vincente di Vitale, 6-1. Un po' di cambi tattici in casa Primavera Marsala. Nuovo cambio Cus Palermo. Esce Aiello. Entra Maniscalco. Don Corra gira, regolare il controllo di Piazzese, ancora Vitale, Piazzese, poi trova il calcio di rigore, il doppio passo con la finta, calcio di rigore per il Cus Palermo. Fa a battere proprio Piazzese. Piazzese 7-1, prima doppietta del pomeriggio. E quella di Piazzese, un gol su azione.
l'altro su rigore. Nel frattempo c'è la richiesta, anche con un filo di ironia da parte della panchina della Primavera Marsala, di fermarsi nel fare il gol, riferendosi ovviamente al CUS Palermo. Primavera Marsala tra le peggiori difese del girone. Calcio di punizione per la Primavera Marsala. Battuto adesso con il pallone, non controllato perfettamente dallo Galvo, poi lo trattiene. Ancora verso l'interno del campo con Teresi. Nuovo cross, non c'è il colpo di testa di Ruffino. Piazzese contro Giannone che da sinistra è passato a destra. L'ultimo tocco è il suo in scivolata. Altri cambi in casa CUS Palermo. Entrano Ramacca e Randozzo al posto di Fontana e Vitale. Conclusione da fuori, bloccata da Groppo. Ancora non va avanti, poi riesce a recuperare lo stesso. Colombo si va in fascia da Tripoli. Ramacca, ancora avanti l'ex Bagheria in fascia Piazzese. Ecco il cross, tentativo di acrobazia da parte di Ruffino, anche rischiando qualcosa nel fare male al proprio avversario. L'acrobazia in sintesi, il gol lo vuole anche lui. In questa marea di marcatori
Nel frattempo il meteo si è sistemato, sembra essere così. Ruffino esce Groppo, non la vanno a toccare entrambi, il pallone capita a Ramacca che la tocca, poi il salvataggio di Castiglione sulla linea di porta. Vicinissimo all'8-1. Alla fine sia Ruffino che Groppo nel duello non l'hanno toccata. Il pallone è arrivato a Ramacca che neanche ha calciato l'aveva comunque toccata. Alla fine Castiglione controllo fallito, c'è il tiro fuori di Giambrone da buona posizione. Avanza ancora Piazzese, Groppo. Buona risposta del portiere della Primavera Marsala. Pallone in mezzo, Ruffino cerca di schiacciare. Groppo la prende, ormai è un duello costante. Conclusione da fuori, molto alta di Teresi. Cus Palermo che ha sfruttato 6 cambi al momento. Dentro Randazzo, Toncor, Piazzesi, Giambrone, assieme a Ramacca e Ruffino. A disposizione ci sono ancora Di Salvo, il secondo portiere, assieme a Liga. Mentre la Primavera Marsala ha fatto entrare Di Maggio. Unica riserva oggi sullo stretto era ciò che voleva Giambrone, nonostante lo spazio a suo favore. Giannone la salva, in realtà no, è comunque rimessa laterale per il Cus Palermo. Ultimo quarto d'ora prima del fischio finale. Uno, due, con il tiro che finisce fuori dopo la respinta di Groppo. Altro tentativo di Piazzese. Va bene proprio lui il calcio d'angolo. Pallone in mezzo.
Ramacca ripropone, secondo palo, può spingere comodamente in porta Giambrone. E dedica speciale. La palla cercala, non la guardare, falla cercare con la testa. 8-1, settimo marcatore diverso in Kazakus. Cercano l'1-2 Marino e Di Maggio. Si cerca adesso Domingo. Nessun controllo. Tacco di Rufino. Giannone. L'attacco su di lui di Ramacca. Domingo la tiene lì. Marino si stava girando perfettamente, poi ha trovato il tocco avversario. Domingo ancora in difficoltà, un po' trattenuto. C'è il calcio di punizione. Sale la Primavera Marsala, pallone in mezzo, levato via da Maniscalco. Marino, la gestione con il tocco avversario, calcio d'angolo. Parte la battuta interessante, secondo palo. Nessuno a staccare però. Doncor. Avanza il Cus Palermo, se la allunga. Il passaggio in orizzontale con Giambrone a terra. Si continua. Niente da fare però per la Primavera. Doncor ci riprova. Area di rigore. C'è il tiro direttamente in porta, poi alto Giambrone. La ribattuta di Groppo. Passaggio sbagliato, scivolata di Castiglione. Regolare, secondo l'arbitro. Altro intervento importante da parte del difensore in maglia azzurra.
Ramacca, area di rigore, il passaggio è per Giambrone, Groppo respinge, c'è ancora Groppo sulla conclusione di Randazzo, doppio intervento del portiere della Primavera Marsala, che continua ad esaltarsi in questi ultimi minuti. Battuta bassa, pallone che scorre e poi il tiro fuori. Da parte di Ramacca. Nel frattempo dietro la porta di Groppo si va a riscaldare il Canicattì Under 17. Giocherà alle ore 17 contro la Vis Palermo, partita che vi proporremo, che fa parte del girone B, sempre del campionato Under 17 siciliano. Doncor in fascia da Randazzo, il cross troppo forte. Giannone poi perde il possesso, ancora Piazzese, non si ferma mai, nuovo cross, colpo di testa, anzi di spalla, con Giambrone che la va a colpire male. Ci prova la Primavera Marsala. Giannone segue il movimento Marino in fascia, cross dentro, controllo provato, c'è il tiro di Giannone oltre la traversa. Nel cambio di Doncor si accendono le luci al Santo Canale. Castiglione con la punta alla vecchia maniera e si va avanti. Scivolata molto buona. Altra copertura difensiva di Tripoli. Prende ancora metri la Primavera Marsala. Con questa rimessa laterale. Tentativo di cross. Tutta per Lo Galbo al confine con la linea di fondo, quindi un minimo arrischiato nel concedere il calcio d'angolo. Cus Palermo che riposerà al prossimo turno. Nel frattempo il pallone morbido per la tripletta di Piazzese. Nove a 1.
vittoria ormai più pesante in stagione per il Cus Palermo, partita con più gol segnati, fu quella alla prima giornata contro la Costa Gaia del CAM, 5 gol, finì 5-2, 5 gol anche nella sfida contro il Carini, la penultima giocata in casa. Oggi un 9-1, almeno momentaneo, mancano ancora 3 minuti, con Marino che viene trovato in posizione irregolare. Un successo che dà seguito al 2-0 contro il Trapani dello scorso weekend. Pallone messo in mezzo, risponde Groppo. Tentativo di levar via il pallone, Randazzo oltre all'incrocio, anche se il triplice fischio arriva adesso a poco più di 2 minuti dal termine. Finisce così, finisce 9-1 per il Cus Palermo sulla Primavera Marsala. Partita senza storia, tranne nel periodo del primo tempo in cui la Primavera Marsala ha approfittato della leggerezza in difesa del Cus Palermo, che poi ha concesso l'angolo da cui è nato il gol di Castiglione del momentaneo 1-1. Poi il Cus ha dilegato soprattutto nella ripresa con 7 gol, tanti marcatori, il vantaggio di Chiarello, come abbiamo detto il pareggio momentaneo di Castiglione, e poi a segno Aiello, Messina, Piazzese con una tripletta, uno dei gol su calcio di rigore. In gol anche Fontana, Vitale e Giambrone per la Primavera Marsala. Un'altra sconfitta pesante. Noi, se volete, ci ritroviamo tra poco perché c'è Vis Palermo Canicattì, sempre per il campionato Under 17 siciliano, girone B. Dal Santo Canale è tutto. Ciao da Salvo Geraci.